Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione e sulla sicurezza traccia le modalità, le durate e più in generale gli elementi fondamentali per organizzare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Molte sono le novità introdotte dal nuovo accordo, sia per quanto attiene i soggetti formatori autorizzati a erogare la formazione sulla sicurezza, sia per gli aspetti di progettazione ed erogazione della formazione, sia in aula che in videoconferenza che in modalità e-learning. Tutte queste novità si ispirano a principi in cui sono sviluppati i sistemi di gestione. Tutto questo si concretizza tra l'altro nella predisposizione e tenuta di alcuni documenti, tra i quali il documento progettuale, le registrazioni delle verifiche di apprendimento e di gradimento. Il seminario illustra tutte queste novità introdotte nell'organizzazione dei corsi in presenza e in videoconferenza sincrona e in e-learning, evidenziando non solo gli obblighi, ma anche le sfide che dovranno affrontare i soggetti formatori e i docenti nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.